Amici di Sportisili, appassionati di calcio giovanile, ben trovati al campo del CUS Palermo di Via Altofonte. In campo le formazioni under 17 di CUS Palermo e Costa Gaiadelcam per il campionato a livello regionale under 17, 19ª giornata. Ormai ci avviciniamo alle battute finali di questa stagione regolare, con le squadre che vanno a caccia del bottino pieno anche oggi. Quello che è un incontro tutto da seguire, tutto da gustare ovviamente sui schermi di Sportisili, così come tutto il weekend di calcio, così come vi abbiamo già svelato sui nostri canali social, di fronte appunto CUS Palermo e Costa Gaiadelcam, rispettivamente la quarta e la terza forza del campionato di questo girone A di allievi regionali under 17. Tra altre cose, il Costa Gaia ha giocato una gara in meno rispetto al CUS Palermo, 18 contro le 19, ha comunque un punto in più della formazione oggi in completa tenuta nera. Partita iniziata che sta per iniziare con qualche minuto di ritardo rispetto all'orario previsto delle 15. In ogni caso è tutto pronto per il via di questo match, con il primo pallone a disposizione del CUS Palermo. A breve anche alla lettura delle due formazioni in campo dal primo minuto. Il direttore di gara che si sta sincerando che tutto sia nelle migliori condizioni per giocare. Tempo non bellissimo oggi a Palermo, come se vinciamo noi facciamo un gol. comunque le condizioni per giocare ci sono. Direttore di gara che dà uno sguardo al taccuino. L'ultima giornata. Infatti noi pensiamo che il campionato si decide l'ultima giornata. Fischietto alla bocca e poi il segnale di inizio di CUS Palermo Costa Gaiadelcam col primo pallone a disposizione della squadra di casa, anche se c'è un errore in fase di impostazione. Subito primo contrasto con la palla lanciata in avanti, con il Costa Gaia che cerca di farsi vedere in proiezione offensiva. In questa giocata tentata da Nobile, il cross al centro allontana la difesa del CUS sui piedi di Cubi, il quale cerca di uscire palla al piede. L'avanzata di Cubi che poi non riesce a tenere il pallone, e allora Costa Gaia che cerca di partire con Accardo, la palla in avanti ancora verso Nobile che arriva sul fondo, mette al centro, allontana ancora la difesa del CUS con Fiorentino per la palla che finisce fuori. Allora formazioni partendo proprio dal CUS Palermo, che tra i pali schiera Logalbo, poi con numero 2 Basile, con numero 3 Tarantino, con numero 4 Zanghi, numero 5 Cimarelli, numero 6 Fiorentino, numero 7 Schiavo, numero 8 Gaiano, numero 9 Viviano, numero 10 D'Amico, numero 11 Cubi. Dall'altra parte, sempre in ordine numerico, in porta nel Costa Gaiadelcam c'è Piccione, poi con il 2 Paradiso, con il 3 Mineo, con il 4 Vivona, con il 5 Baccaro, col 6 Pizzitola, col 7 Genco, mentre c'è da verificare qualcosa a centrocampo, in particolare con Cubi che richiama l'attenzione della panchina. Evidentemente troppe presenze a bordo campo. Proseguo con la lettura della formazione del Costa Gaia, con Genco col numero 7 il capitano, numero 8 Accardo, numero 10 Pisciotta, numero 11 Nobile, numero 13 Mistretta. Può riprendere finalmente il gioco con il rinvio affidato a Logalbo. Logalbo protagonista anche con la formazione under 16 che domani tornerà in campo sempre tra le mura amiche per affrontare il Città di Trapani, altra partita che seguiremo in diretta integrale, in esclusiva su Sportisili. Intanto primo calcio d'angolo della partita in favore del Costa Gaia, con questo alleggerimento sbagliato nei confronti di Logalbo. Tra altre cose con Logalbo anche
Kubi abbiamo visto all'opera in altre categorie, in particolare con l'Under 18, è andato anche a segno nell'ultima gara interna giocata dal CUS, mentre intanto attenzione alla battuta del calcio d'angolo con il colpo di testa di Tarantino, la palla che viene fatta uscire in calcio d'angolo per il secondo corner consecutivo in favore della Costa Gaia del Cam, che ha iniziato bene e adesso ha questa opportunità sempre dalla bandierina, questa volta dall'altra parte, con Vivona che è pronto alla battuta. Beh, ma vorrei andare a calcio con voi. Pallone sul primo palo, la deviazione e la palla che finisce in rete per il vantaggio del Costa Gaia, un autogol sfortunato che beffa Lo Galbo e dunque cambia il punteggio con la squadra ospite che va in vantaggio. Dovrebbe essere stato Schiavo a depositare la palla alle spalle del suo portiere per un autogol tanto goffo quanto sfortunato. Tanto attenzione al CUS che cerca subito di farsi vedere in avanti, cerca di ripartire, palla per Kubi. Kubi con l'avanzata palla al piede, allarga poi, almeno cerca di farlo per Viviano, la palla subito dentro per la conclusione che si perde alta da parte di Zanghi. Subito la reazione da parte del CUS, che dopo neanche un minuto ha avuto la palla del pareggio. Non precisa qui la mira di Daniel Zanghi. La battuta intanto dal fondo da parte di Piccione con il colpo di testa proprio di Zanghi, allontana Mireo, poi sfera dall'altra parte con una serie di colpi di testa, subentra nell'azione anche Mistretta, poi cerca di uscire dall'altra parte Viviano che viene però accerchiato dai difensori avversari, reclamato anche un intervento falloso che però il direttore di gara non ha ravvisato. Allora rimessa in favore del CUS che dopo il gol subito sta cercando di reagire, palla in avanti, il controllo di Viviano per la sfera che finisce dalle parti di Kubi. Kubi mette al centro, allontana ancora la difesa del Costa Gaia, non riesce ad evitare il calcio d'angolo Piccione. Allora primo tiro dalla bandierina per i padroni di casa. No! Intanto la battuta verso l'area di rigore, allontanata, poi Kus che cerca di rialimentare l'azione dopo l'intervento di Genco. C'è la maglia trattenuta di Basile, calcio di punizione. Il direttore di gara che invita Pisciotta a non spazzare più il pallone a gioco fermo, a non allontanare il pallone. E intanto c'è questo piazzato a favore del CUS. Il fischio del direttore di gara, la battuta verso il cuore dell'area di rigore, la smanacciata da parte di Piccione, poi conclusione deviata che si perde fuori, non c'è stata deviazione secondo l'arbitro. Allora rinvio dal fondo. Parte Piccione con la battuta al fondo molto corta, infatti raccolta dal CUS che cerca di spingersi in avanti, ma la palla viene recuperata solo per un attimo dagli uomini in maglia gialla, che adesso cercano anche la ripartenza con questo lancio in avanti di Nobile per la corsa di Pisciotta sulla destra. Pisciotta inseguito da Tarantino all'1 contro 1. Pisciotta, Tarantino è bravo a fermarlo, poi ancora una volta anche su Genco. Alla fine c'è un fallo laterale in favore del CUS.
Tarantino alla battuta del fallo laterale, il tocco da parte di Gaiano, che però non riesce in qualche modo, subentra nell'azione Basile e recupera. Ancora Basile, lancio in avanti, però volto in controtempo Viviano, che prova comunque a inseguire la palla, ma la fa sua senza problemi Piccione. Tiene palla il numero 1 ospite, con il rilancio in avanti, il colpo di testa di Tarantino, la palla finisce in fallo laterale. Battuta in avanti verso Pisciotta, cerca di passare in mezzo a due, lo ferma ancora Tarantino, che guadagna anche il fallo laterale. D'Amico con la spizzata che però non trova compagni, allora Vivona per il Costagaia con questa palla lanciata in avanti, il colpo di testa di Basile. Che cerca di ripartire con Schiavo che però non riesce a gestire il pallone, allora Costagaia che cerca la ripartenza, pallone centrale per Pisciotta, chiusura però da parte di Cimarelli, il fallo laterale per il Costagaia che sembra un po' più convinto rispetto alla compagine di casa. Con mister Lo Monaco che sta dando ancora tante indicazioni ai suoi giocatori. Intanto questo fallo laterale con la palla che arriva in area di rigore e la palla sfiorata da Pisciotta, si perde fuori. Altra occasione per il Costagaia. Lo Calvo col rinvio corto per Cimarelli. Basile centrale per Zanghi che poi la scarica su D'Amico. Lancio lungo. Viviano viene anticipato da Vaccaro. Poi dall'altra parte è già pronto Nobile che viene però fermato. Colpo di testa che favorisce Cubi. Poi altro lancio di Gaiano dalle parti di Schiavo che viene però fermato, non riesce ad evitare l'uscita del pallone in fallo laterale Paradiso, e allora rimessa per il Costagaia, anzi rimessa per il Cus ovviamente, ma chiude bene la difesa del Costagaia. L'altra palla di Gaiano verso Cubi che fa sportellata con un suo avversario che lo ferma. Zanghi anticipa anche un suo compagno di squadra, poi c'è il fallo di mano da parte proprio di Basile che era stato anticipato da Zanghi, motivo per cui c'è un calcio di punizione per la squadra ospite. La battuta di Pizzitola, il controllo da parte di Mistretta, poi alimenta l'azione Vivona, intervento da parte di Tarantino che rischia qualcosa, infatti perde palla. Pisciotta prova ad andare sulla sinistra, Tarantino che lo ferma in calcio d'angolo, terzo corner in favore del Costagaia. Tra la battuta a Cardo, sono 6 uomini del Costagaia in area di rigore, la palla che spiove con il colpo di testa, ancora pallone che rimane lì, alla fine allontana la difesa del Cus e si innesca il tentativo di ripartenza di Schiavo che viene però subito fermato dall'intervento di Genco. Fallo laterale in favore degli ospiti, qui intercetta Gaiano, poi Schiavo lotta e arriva sul pallone, lancio in avanti alla ricerca di Viviano, chiuso però dalla rovesciata di Pizzito. Altro colpo di testa, l'arbitro vede un fallo di Gaiano a giudizio del direttore di gara, dunque punizione per il Costagaia. Fischia l'arbitro, c'è la battuta in avanti, la palla sfiorata di testa, poi la accompagna Basile che viene però pressato da Nobile non riesce a intervenire e l'arbitro assegna calcio d'angolo. C'è stato l'intervento secondo il direttore di gara.
E allora sarà tiro dalla bandierina numero 4, così come il 4 è sulle spalle di Vivona, che va a calciarlo. Da sistemare la bandierina, battuta dal vento, c'è un po' di vento qui al CUS quest'oggi. Intanto la palla che spiove, colpo di testa di Schiavo, c'è la chiusura però ancora da parte di Pisciotta, che viene fermato col fallo secondo il direttore di gara. Altra punizione per il Costa Gaia, che sta riuscendo a gestire un po' la situazione e soprattutto a bloccare i tentativi di ripartenza di un CUS che per il momento rimane inoffensivo, eccezione fatta per l'occasione avuta da Zanghi proprio subito dopo il gol, l'autogol. Fischio al direttore di gara con la punizione verso l'area di rigore di testa, intervento di Cimarelli. Poi Viviano cerca di giocarla in avanti con Zanghi che si spinge in proiezione offensiva, cerca di controllarla, viene però fermato da Genco. Poi Gaia per Schiavo, ancora Gaia, scambiano i due, poi pallone per D'Amico che scucchiaia in avanti verso Zanghi anticipato, pallone che rimane buono. Zanghi era in fuorigioco, non è intervenuto, in ogni caso il CUS recupera. D'Amico, colpo di testa in avanti da parte di Vaccaro, poi ancora pallone che rimane lì, allontana definitivamente Pizzitola. CUS che adesso è in proiezione offensiva con l'avanzata da parte di Fiorentino, poi azione che coinvolge anche l'altro centrale Cimarelli, poi il rinvio viene toccato. D'Amico palleggia con eleganza nella sua metà campo, ancora D'Amico col dribbling su Pisciotta che però torna su di lui e lo ferma. Viviano fermato anche lui, Genco però non riesce, almeno così sembra, a non tenerla. Alla fine un guizzo e serve l'avanzata di Pisciotta. Pisciotta lo attende lì Fiorentino, ancora Pisciotta, mette al centro il pallone, un bel cross che dall'altra parte Nobile non riesce a gestire. Potenziale occasione per il Costa Gaia, che riesce a muovere bene il pallone, soprattutto a far muovere gli avversari, i quali non riescono a proporsi, almeno per il momento. Poc'anzi un'azione insistita ma senza lucidità per andare a far gol. Tanto di testa Zanghi, non avvertito il fatto di essere da solo, perde palla. Cimarelli, tocco per Zanghi che va al contrasto, guadagna calcio di punizione, fallo di Vivona ai suoi danni. Allora punizione con D'Amico sul punto di battuta, tocco corto per Cimarelli. Molini è intercettato da Nobile, poi subentra D'Amico che in posizione di play basso dà una mano, lo Galbo in qualche modo la deve allontanare ma lo fa male. Allora Pisciotta contro Tarantino, la palla deviata, spazzata via da Cimarelli. Zanghi non riesce a tenere neanche questa, poi D'Amico con rimpallo spazza via alla fine Cimarelli, la palla rimane lì. Cubi prova a liberarsi di Mineo, non ci riesce. Viviano fermato da Pizzitola, colpo di testa di Fiorentino dalle parti di Tarantino a contrasto con Genco che gliela tocca quanto basta per innescare la ripartenza, ma è bravo in questo caso a chiudere tutto Fiorentino. Ancora si lotta, poca lucidità, tanti errori da una parte e dall'altra. Per uscire vincitore Pisciotta, che però tocca per ultimo. Allora sarà rimessa con le mani per il CUS Palermo. Pallone calciato in avanti da Tarantino, però difficile giocare così il pallone senza una torre. C'è comunque un fallo laterale per il CUS con il colpo di testa e con un'altra chance con le mani per Basile qualche metro più avanti. Cubi riesce a far sponda ma trova
Mistretta, poi c'è il fallo su Mistretta da parte di Zanghi, piazzato in favore del Cus. Battuta in avanti, colpo di testa da parte di Cimarelli, poi spazza Tarantino dalle parti di Vivona, serie di rimpalli, poi il lancio in avanti, Cubi lotta e agevola l'intervento di Viviano, avanza Viviano, Cubi si propone, Viviano va da solo, accelera Viviano contro Pizzitola, 1 contro 1, ancora Viviano, fermato in calcio d'angolo. Va Basile a battere dalla bandierina, secondo corner per il Cus, 4 ne ha già battuti il Costagaia, pallone che spiova nel cuore dell'area, a vuoto tutti, allora alimenta l'azione Tarantino che propone al centro, chiude però la difesa del Costagaia che qui può anche conquistare palla con Mistretta, ultimo tocco di Gaiano, allora la rimessa sarà per la squadra ospite, che ricordo conduce dal minuto 3 questa partita con un'autorete, se non abbiamo visto male, di Schiavo. Intanto Genco perde palla, riparte con le mani con il Cus, ma c'è cambio rimesso. Altra palla giocata in avanti con Basile che la rovescia in avanti, Zanghi, tocco per D'Amico, lancio lungo a cercare di sfruttare la velocità di Schiavo, anticipato, poi Viviano alimenta l'azione ma ancora la chiusura dei due centrali del Costagaia fino al tocco finale da parte di D'Amico. Pallone tra le braccia di Piccione, qui mai impegnato nei primi 20 minuti di partita, mentre qui necessario l'intervento di Fiorentino in chiusura su Nobile, di testa Cubi però ancora una volta troppo sfilacciato il Cus per cercare di far male all'avversario. D'Amico col lancio in avanti, cerca Schiavo, trova l'intervento da parte di Paradiso, poi Cus che recupera palla, Genco però a sua volta interviene, subisce anche il fallo di Schiavo. Punizione battuta, il colpo di testa e Mistretta che cerca di gestire il pallone, aggredito da Gaiano, Mistretta la porta avanti, ancora Mistretta, chiuso l'intervento di Tarantino, può ripartire con un fallo laterale il Costagaia. La battuta con le mani, con la girata, si perde fuori. La battuta di Logalbo con il prolungamento di Basile che però esce male dalla sua testa, poi Cubi prova a lottare con Mineo, cerca di gestire il pallone a Cardo ma viene fermato. Cubi ancora una volta non trova sbocchi, allora Pisciotta allarga prendendo in controtempo Mistretta, il quale non riesce a tenere il pallone in campo. Riparte dalle retrovie il Cus con Fiorentino che lascia a Logalbo, il quale controlla e lancia dalle parti di Basile che però ha stretto il campo.
riesce comunque a tenere il pallone in campo, si lotta proprio davanti alla panchina del Cus, alla fine alla meglio Zanghi, il quale riesce a girare molto bene per Gaiano. Di prima il tocco per Viviano, forse un po' troppa fretta, e palla persa ancora dal Cus in zona d'attacco. Zanghi, lancio per Kubi che prova a prolungare di testa, poi viene fermato da Pizzitola in fallo laterale. C'è una rimessa in favore del Cus Palermo. La rimessa battuta da Basile verso Kubi, poi Basile non riesce a tenere in campo il pallone di ritorno. C'è la battuta, il controllo spalla alla porta di Accardo che viene fermato, poi Pizzitola di testa Kubi, Viviano, la palla a cercare Schiavo, troppo corta però, e allora riesce a liberare la difesa del Costa Gaia. Attenzione a questa palla, mezza e mezza, riesce Lo Galbo con l'uscita. D'Amico, pallone largo a sinistra per l'avanzata, andiamo a scoperta da parte di Tarantino che allunga la falcata, viene fermato, però a buttarsi dentro Schiavo, spazza via senza troppi fronzoli in questo caso Vaccaro, era comunque fuori gioco. Lo Galbo, salire i compagni, poi va al lancio lungo cercando ancora Kubi, di testa l'intervento di Pizzitola, poi Zanghi, ancora Pizzitola, Fiorentino, tocco sbagliato, è intercettato da Vivona che lancia in avanti verso Mistretta, anticipato da Tarantino, poi tocca Mistretta, recupera per un attimo il pallone e guadagna un ottimo fallo laterale. Questa rimessa per Paradiso, battuta verso l'area di rigore, colpo di testa a prolungare, Basile spazza via, poi bene D'Amico qui con il prolungamento verso Viviano, avanza Kubi davanti a lui, il tocco è proprio per Kubi, però stretto tra 4 maglie gialle, non riesce a controllare il pallone, poi dall'altra parte Mistretta prova a prendere il tempo a Tarantino, ci riesce. L'arbitro lascia correre su questo contatto con il Cus che recupera il pallone. D'Amico, lancio lungo, c'è Viviano ancora anticipato dall'ottimo intervento di Pizzitola, poi D'Amico, altro lancio lungo, questa volta dall'altra parte, questa volta interviene però Vaccaro. Kubi in profondità per la corsa di Schiavo che era però un passo oltre la linea difensiva, dunque fuori gioco. La battuta di Piccione, Zanghi, alla lungolinea, Viviano non può arrivare su questa palla, Pizzitola, sempre lui, poi Mineo in avanti, il lancio intercettato, poi Basile non benissimo, interviene Zanghi a dare una mano, Zanghi in mezzo a due, Kubi, tacco ancora per il suo numero 4 che poi viene chiuso, c'è l'intervento pulito di Vivona e Cus che forse con troppa frenesia si sta portando in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Basile, Kubi, posizione regolare, va allo scontro con Pizzitola, l'arbitro vede un fallo del capitano del Cus Palermo.
C'è un piazzato in favore dell'11 di Mister Lo Monaco, che va a lungo. Qui colpo di testa di Nobile direttamente dalle parti di Lo Galbo, che nel dubbio tiene il pallone in gioco. Gaiano in avanti, la palla arriva a Schiavo dopo un intervento sbagliato da parte di Paradiso, e comunque fallo laterale per il CUS, che deve provare a sfruttare queste situazioni sporche in cui il Costa Gaiano non riesce ad essere preciso. Qui Schiavo prova a buttarsi dentro, la palla è per Viviano che viene anticipato, poi torna sul pallone Viviano, la palla sul sinistro, viene fermato, poi spazza via ancora Paradiso con la palla tenuta in campo da Basile. Attacco vivo per il CUS, Basile converge, tocco per Zanghi, Zanghi con il cross controllato senza problemi da Piccione. In via numero 1 del Costa Gaia. Cimarelli per Zanghi, poi D'Amico deve inseguire il pallone non preciso del suo compagno di squadra e non lo riesce a gestire. C'è l'avanzata da parte di Pisciotta, zona tiro per lui, chiuso da D'Amico. Poi Zanghi prova a intervenire, vince il duello con Accardo e cerca la ripartenza. Interviene però Genco. Vivon ancora per il suo capitano che può avanzare palla al piede. Cambio gioco dall'altra parte per Nobile, una bella palla questa, infatti Nobile ci arriva e ha anche spazio per calibrare il cross, l'1 contro 1 con Basile. Pallone deviato proprio da Basile. Calcio d'angolo numero 5 a favore del Costa Gaia. Dalla bandierina per il Costa Gaia, ancora problemi per la bandierina da questa parte. Palla ancora verso il cuore dell'area, questa volta attraversa tutto lo specchio della porta, nessuno è riuscito a intervenire. Ancora però il Costa Gaia con Genco, il dribbling, poi riesce ad avere la meglio Fiorentino e cerca allora la ripartenza del CUS con Schiavo con Cubi che corre davanti a lui. Schiavo non trova varchi, allora è costretto a ricominciare. D'Amico perde palla con il fallo ai suoi danni. Grande difficoltà per il CUS nell'uscire da queste situazioni. Qui D'Amico non trova compagni, ha spazio a Cardo. Nobile aggredito col fallo da parte di Gaiano. E calcio di punizione verrà eseguito da Pizzitola. Battuta con il colpo di testa di Basile, deve impegnarsi Lo Galbo per evitare che la palla esca e anche per evitare l'intervento di Nobile. Da parte di Lo Galbo, di testa Gaiano, non riesce ad arrivare neanche Viviano. Poi c'è un fischio in suo favore, fallo di Baccaro che ha spinto il numero 9 del CUS. La battuta di questo calcio di punizione con Cubi, palla che rimane in area, prova ad arrivarci Gaiano, poi controlla Viviano, fermato, poi Zanghi, Basile, il cross tagliato, la palla rimane in area, Viviano cerca di liberarsi, la palla rimane in area e c'è l'intervento di Piccione, pallone ancora buono, ancora Piccione a salvare il Costa Gaia, doppio miracolo del portiere ospite. Insiste il CUS però con la palla persa e allora attenzione
all'avanzata da parte di Pisciotta, sono in tre del Costagaglia. Pisciotta con la palla in profondità per Genco, l'uscita di Lo Galbo, poi Pisciotta si libera del portiere, mette al centro e la palla si perde fuori. 30 secondi in cui stava per accadere di tutto, ma si rimane sullo 0-1. Doppia enorme palla gol sia da una parte sia dall'altra. Sì, dalla becca troppo. Bella partita, mi Però alla fine il risultato non cambia, anche perché da una parte Piccione è stato bravissimo, soprattutto su Gaiano, e poi Lo Galbo ha ipnotizzato Pisciotta, anzi ha ipnotizzato Genco più che Pisciotta. Intanto rimane a terra Mineo, si continua a giocare, Gaiano resiste ad una carica, mette il pallone lungo, ma interviene Piccione. C'è un po' di tensione con Cubi nervoso contro il direttore di gara. Tanto prima di riassumere un po' la situazione, con Cubi che sta accusando un avversario di averlo insultato, dall'altra parte sembra non farcela Mineo, tanto che è pronto un cambio, è pronto Cangemi al suo posto. Dunque entra Cangemi, maglia numero 9, lo vedete proprio in sovraimpressione. Intanto chiarimenti a centrocampo, lo vedete invece sullo sfondo. Questa è la cosa che, detto molto francamente, ci interessa di più, anche perché certe frasi tra coetanei, tra adolescenti, meglio evitarle. Tutto a posto in campo, con la novità, l'unica novità che riguarda l'ingresso di Cangemi al posto di Mineo, con adesso Nobile che gioca da, almeno così sembra, sì, Nobile da terzino sinistro, Mistretta gioca largo a sinistra e la punta centrale la fa proprio Cangemi. È entrato anche il caso Cubi, così che possiamo definirlo. Tanto recupera palla Fiorentino, prova a subentrare nell'azione Vivona, ma Scelcolone ha recuperato ancora Cubi, recupera palla, serve d'amico, lancio dalle parti di Zanghi, con rimbalzo che lo favorisce, lancio in profondità verso Viviano, Pizzito la fa sul pallone e poi mette in fallo laterale, in cui Pizzito è l'autore di un'ottima partita in fase di chiusura. Basile con le mani, sponda di Viviano, pallone ancora per Basile, che è poco
poco lesto qui nella gestione del pallone e si perde fuori. Ci avviciniamo sempre di più alla fine del primo tempo, sicuramente qualcosa da recuperare c'è, perché la situazione a cui abbiamo appena assistito qualche secondo l'ha portato via, forse anche un paio di minuti di recupero. Il colpo di testa di Zanghi, poi Basile steso da Mistretta, calcio di punizione. Sul pallone c'è D'Amico con il Cus che porta dentro l'area di rigore altri 6 elementi. Batte D'Amico, pallone che arriva al limite dell'area, prova a staccare Cimarelli che viene anticipato, poi la gira Cangemi, entrato ricordo al posto di Mineo circa 3 minuti fa. Tarantino mette dentro, allontana in qualche modo Vaccaro, poi si lotta a centrocampo, rimane giù Genco, la palla però esce dopo il rinvio di Tarantino. Chiamata la panchina del Costa Gaia, c'è a terra Genco, il capitano. Si è rialzato Genco quando sta per scadere il 40esimo. Primo tempo che si avvia verso la fine con le prime gocce di pioggia di questo primo tempo e con la palla che viene rimessa in gioco dal Costa Gaia. Battuta lunga, il colpo di testa da parte di Gaiano, poi D'Amico per Zanghi, palla in profondità verso Viviano, area di rigore, Viviano prova a liberarsi, Viviano al tiro sul palo e la palla che si perde fuori, occasionissima per il Cus. Proprio quando è scaduto il 40esimo. Genco che si è ripreso, palla lunga da parte di Paradiso, colpo di testa di Fiorentino che poi prova a lottare anche sul pallone gestito da Cangemi. Si continua a giocare Mistretta, ancora Cangemi la perde, esce vincitore D'Amico, poi la palla in avanti di Gaiano, l'arbitro qui non concede la regola del vantaggio. Ok, qui intanto la palla in avanti, Pizzitola la gioca in avanti, Mistretta costretto a scaricare ancora sul suo difensore centrale, la palla esce ed è fallo laterale per il Costa Gaia. A lungo il colpo di testa di Mistretta spazza via in qualche modo Cimarelli, la palla esce in fallo laterale. Battuta di Cangemi, D'Amico, poi in avanti Gaiano, occhio alla sponda da parte di Viviano per Cubi. Cubi prova ad andare 1 contro 1, ancora Cubi, sinistro a giro di Cubi! Super gol e pareggio del Cus al 43esimo, una perla da parte di Cubi che realizza la rete del pareggio e si va a prendere gli applausi della gente qui presente in via Altofonte. Gol stupendo da parte di Cubi, un gran sinistro a giro che riequilibra le sorti della partita.
È 1-1 qui al CUS. Gol molto simile. Chi segue la Serie A, il gol segnato ieri da Verde in Sassuolo Spezia. Gran sinistro a giro. E palla che si è spenta alle spalle di Piccione. È 1-1. 43 minuti scaduti. Quindi ancora un paio di minuti. Qui la palla giocata in avanti adesso da Pivona per il Costa Gaia. Costa Gaia ha trafitto, anche se in questi ultimi minuti va detto che il CUS ha alzato un po' il ritmo e ha reso la vita più difficile. Intanto però attenzione alla conclusione. Tentata da Cangemi con la palla che esce di pochissimo. Ad un passo subito dal nuovo vantaggio la squadra ospite, un po' come era successo in occasione del gol dello 0-1 con il CUS che un minuto dopo aveva creato i presupposti per pareggiarla con Zanghi. Intanto altra palla recuperata da Genco, poi c'è un contrasto regolare, danni di Pisciotta, allora si gioca Tarantino, fermato proprio dal capitano del Costa Gaia. E allora fallo laterale in favore della squadra di casa. Calcio di punizione, fallo su D'Amico. Punizione proprio per il numero 10. 2 minuti di recupero segnalati dal direttore di gara. La battuta di D'Amico verso l'area, Gaiano anticipato. Poi subentra nell'azione Cimarelli che alza questo pallone. Di testa prova ad arrivare Basile, poi Cubi lotta in mezzo a due, ancora Cubi che la tiene molto bene. Cubi la palla dentro, a cercare Schiavo, anticipato. Poi ancora Cubi a lottare, non riesce però stavolta a recuperarlo, anzi sì, poi Viviano con il rimpallo favorevole, Viviano con l'uscita da parte di Piccione. CUS decisamente più battagliero in questa fase finale di primo tempo. Pareggio arrivato con merito. Intanto a vuoto in stretta, fallo laterale per Basile invece. Battuta in avanti, cercato ancora Cubi, anticipato da Nobile. Poi il colpo di testa di Fiorentino in avanti, ancora a cercare Cubi. La palla giocata finisce oltre la linea laterale, la scorta bene, nel caso specifico Cimarelli, che poi lascia la battuta della rimessa a Basile. Se n'è andato metà del recupero intanto. Colpo di testa di Nobile, poi si lotta lì in mezzo, Cangemi anticipato, subentra nell'azione mistretta, fermato però, ma ancora Costa Gaia in possesso, sbaglia però Cangemi. Basile prova a passare, non ci riesce. Poi Cubi tocca l'ennesimo pallone. Fallo laterale allora per gli ospiti, che possono chiudere in avanti il primo tempo. Accardo fermato, allora prova ad uscire il CUS con Gaiano. Schiavo. Avanza il 7 di casa contro il 7 ospite, ovvero sia Genco, palla in fallo laterale. Il direttore di gara che porta il fischietto alla bocca, guarda il cronometro. Forse concede ancora una chance, invece con la palla che esce fuori si va tutti dritti negli spogliatoi. È 1-1 tra CUS Palermo e Costa Gaia del CAM. Questa gara valida per il campionato regionale allievi under 17. Autogol di Schiavo dopo 3 minuti. Poi Gemma di Cubi al 42esimo. Restate con noi anche durante l'intervallo. Poi secondo tempo qui dal CUS.
ma allora aspetta. Entriamo dal campo del Cus Palermo, secondo tempo con
ulteriore ritardo rispetto ai 7-8 minuti della prima frazione. 1-1 tra Cus Palermo e Costa Gaià del CAM per il match valido per il campionato regionale allievi under 17. C'è un altro cambio per la compagine ospite, che sta per mandare in campo Guarino, maglia numero 15 per lui. Ricordo che prima dello scadere del primo tempo mister Lo Monaco ha mandato in campo Cangemi al posto dell'infortunato Mineo, da capire chi lascerà il campo. Probabilmente, vediamo soltanto la conferma, dovrebbe trattarsi del numero 4 Vivona. Dall'altra parte nessun cambio per il Cus, ne approfitto per elencare i giocatori in panchina nella compagine di casa, ovvero Foresta, Cricchio, Lo Monaco, Manfrè e Bargione. Dall'altra parte, dopo gli ingressi di Cangemi e Guarino, in panchina rimangono Loduca, il secondo portiere, e Corso, maglia numero 14, il direttore di gara, che finisce di appuntare le ultime cose, poi darà presumibilmente il via al secondo tempo. Inizia in questo istante la ripresa qui dal Cus Palermo, con subito l'intervento da parte di Basile e il calcio di punizione per il Costa Gaià. Ricordo la successione delle reti, l'autogol di Schiavo dopo 3 minuti, e poi al 42esimo il pareggio, il bellissimo gol del pareggio firmato da Cubi con un gran sinistro. C'è un calcio di punizione appunto per il Costa Gaià, con la battuta verso il cuore dell'area, colpo di testa. Poi subentra nell'azione proprio il nuovo entrato Guarino, recupera palla il Cus proprio con Schiavo, fermato però dall'intervento di Vivona. È uscito Genco per fare posto, anzi è uscito Pisciotta, maglia numero 10. Vedrò un po', perché c'è un po' di confusione nei giocatori in campo. Che non vediamo in realtà in campo il numero 5 Vaccaro per il Costa Gaià, almeno così sembra, perché i centrali adesso sembrano essere Paradiso col numero 2 e Pizzitola col numero 6, quindi sì, presumibilmente è uscito proprio Vaccaro. Intanto attenzione al tentativo da parte di Gaiano, con la palla che si è persa sopra la traversa. Un po' da ricostruire la retroguardia. Tanto rinvio direttamente fuori da parte di Piccione. La battuta di Basile, controlla Viviano, poi la gira, c'è Cubi che prolunga di testa anche Pizzitola. Pallone recuperato solo per un attimo, fallo laterale. Cubi converge, tiro col sinistro debole. La presa senza problemi di Piccione che già sullo 0-1 era stato protagonista di almeno 2 ottimi interventi, poi nulla ha potuto sulla parabola di Cubi. Tanto Pisciotta di testa dove c'è Zanghi, ancora Cubi, poi pallone nuovamente gestito dal Cusco, il tacco di Viviano che favorisce l'inserimento di Schiavo, però ancora Piccione puntuale, lancio lungo di Nobile, Cangemi non arriva, forse c'è anche un fallo su Fiorentino, si continua a giocare. D'Amico sbaglia questo tocco che rimane in mezzo, poi Tarantino
va a chiudere su Nobile. C'è un fallo laterale che verrà battuto proprio da Nobile. Palla allontanata da Cimarelli, poi D'Amico. Zanghi non controlla bene, favorisce il recupero da parte del Costa Gaia con l'avanzata di Accardo. Mistretta gira gli avversari, poi può soltanto ripartire dalle retrovie con Genco che lancia in avanti ma sbaglia. Guarino sbaglia anche lui. Kubi prova ad andare in 1 contro 1, allunga la falcata il capitano del CUS che viene però fermato da Guarino. La palla passa comunque, deve intervenire Pizzitola con il recupero ancora di Mistretta. Accardo passa su Zanghi, ancora Accardo, il break centrale il numero 8 fermato. L'intervento di Basile, ma ancora possesso vivo per il Costa Gaia. Mistretta, tocco per Pisciotta fermato da Schiavo. Diventa però l'azione Paradiso. Cangemi controlla, Cangemi fermato da Fiorentino, poi il servizio di Pisciotta sbagliato anche questo. Zanghi chiude e D'Amico prova a innescare Kubi prova ad evitare un avversario, in qualche modo ci riesce recapitando una sfera a Gaiano. Schiavo in avanti, Kubi non riesce ad arrivare. Pisciotta evita il fuorigioco, serve Nobile, prova ad allungare la falcata contro Tarantino, sempre Nobile, adesso sono in 2 su di lui, poi sbaglia il tocco e la palla finisce oltre la linea di fondo. Battelo Calvo, questo rinvio, il controllo mancato però da Schiavo. Ora ci sarà un fallo laterale davanti alla panchina del CUS per il Costa Gaia. Tarantino con la coscia, poi Gaiano per la corsa di Viviano, pallone troppo lungo però. Piccione fa salire i compagni, va al rilancio, colpo di testa di Gaiano, Viviano in posizione regolare, fa passare e la palla diventa buona per Kubi, chiuso però dall'ottima diagonale di Genco che concede il terzo calcio d'angolo della partita al CUS Palermo. 5 ne ha battuti il Costa Gaia. Mentre continua a non esserci movimento sulla panchina Cussina, la palla spiove intanto sul calcio d'angolo, Basile lo insegue, si accontenta del fallo laterale. Battuta di Basile, pallone che arriva dalle parti di Viviano che viene però chiuso e sarà un altro fallo laterale un po' più indietro per il CUS. In 6 anni di Palermo avrà fatto 4 volte. Troppo scarso, sono quelli che c'erano a quei tempi. Batte Basile per Kubi, lo scambio che si chiude. Ancora Basile, prova a passare. Qui Kubi recupera il pallone perché l'arbitro non aveva fischiato fallo. Fiorentino. Tarantino può avanzare. Il terzino sinistro che propone questo bel cross, blocca Piccione. Rinvio ancora del numero 1 del Costa Gaia, Zanghi di testa, Kubi cerca di controllare, non ci riesce. Poi la palla giocata in avanti senza che però nessuno possa arrivare. Schiavo va a pressare, per poco non recupera. D'Amico, Zanghi, Kubi fronte alla porta, era in zona di sparo, ha preferito l'assist, ma la difesa in maglia gialla ha coperto bene. Zanghi, controllo imperfetto, allora prova a uscire Mistretta, palla al piede, avanza Mistretta, la palla tagliata all'indirizzo di Pisciotta che può controllare. Pisciotta al sinistro e la palla si perde alta, non di molto. Prima emozione di questa ripresa.
Zanghi in avanti, Viviano non riesce a gestirla, poi Kubi, schiavo anticipato, poi ancora Cus in possesso con D'Amico, la finta di colpo del numero 10, pallone per Gaiano, Kubi, controllo in due tempi per Kubi che cerca di allargare, viene chiuso però dal solito Pizzitola, poi chiude Fiorentino col fallo. La battuta di Pizzitola di questo calcio di punizione. Che spiove verso l'area di rigore. Controllo di Cangemi non perfetto. Gaiano interviene, poi Viviano esce dal fuorigioco. Schiavo anticipato ancora una volta. Non semplice oggi la partita per lui. Poi Zanghi prova a lottare anche contro Genco, che però si impossessa della palla. Ancora Zanghi a lottare, forse commette anche fallo, l'arbitro lascia giocare. Sbaglia Mistretta, allora attenzione ad Amore, anzi ad Amico, scusate. Zanghi lungo, troppo lungo per tutti. Spiccia un paio di passi indietro e blocca. Il rinvio del numero 1 del Costa Gaia del Cam. Nobile. Controllo da parte di Paradiso. Lungo. Cercato ma non trovato in questo caso Mistretta. Poi subentra nell'azione per un attimo Vivone. Infine Zanghi che lancia lungo. Colpo di testa da parte di Genco sui piedi di D'Amico, il quale cerca di far viaggiare Schiavo. Il pallone è per lui. La chiusura di Paradiso sui piedi di Gaiano che tocca per Kubi. Kubi non riesce a gestirla. Forse qui gestione un po' troppo conservativa da parte di Gaiano, che poteva andare al tiro. Preferito appoggiare un compagno servito non tanto meglio, a dire la verità. Altro pallone in avanti, un'altra rimessa per il Cus, che adesso ci sta provando un po' di più rispetto agli avversari. Zanghi pressato da Accardo, ancora il numero 4 a cercare di recuperare ma non ci riesce. E allora Accardo esce palla al piede, qui buon break da parte del numero 8 ospite, chiude però Tarantino che taglia in diagonale. Cangemi recupera, allora cerca il Costa Gaia di uscire. L'avanzata di Cangemi fronte alla porta. Cangemi salta un avversario, allarga sulla destra per Nobile, si butta dentro Pisciotta, la palla è per lui, Pisciotta la piazza, ma è bravissimo Lo Galbo a metterci il piedone e poi si riparte dal fondo. Qui hanno fatto un ottimo giro palla i giocatori del Costa Gaia, con l'ottima imbeccata in profondità da parte di Nobile per Pisciotta. Si è fatto trovare pronto sul suo palo Lo Galbo. Viviano prolunga di testa, ma lo fa male. Controllo di Fiorentino, poi Gaiano per Kubi, vicino a lui c'è anche Viviano. Kubi avanza, il tocco per Schiavo, allarga per Viviano che controlla col sinistro, preso in controtempo dal passaggio del suo compagno e all'azione sfuma. Accardo, adesso squadre molto lunghe, palla in profondità per Cangemi, la posizione regolare, Cangemi prolunga, la fa sua Lo Galbo, che poi commette un'ingenuità e regala calcio d'angolo. Era fuori gioco. Tanto c'è un cambio, il terzo, probabilmente anche l'ultimo per il Costa Gaia, visto che va in campo Corso
ed esce Guarino, che era entrato 13 minuti e mezzo fa. Non sappiamo se scelta tecnica o problemi per il numero 15. Intanto occhio al calcio d'angolo con l'arbitro che deve fischiare dopo aver preso nota del cambio. Adesso può riprendere il gioco col calcio d'angolo di Genco. Palla sul primo palo, colpo di testa da parte di Fiorentino. Poi eccolo Genco. Accardo fermato in maniera regolare secondo l'arbitro. E poi c'è il fallo laterale per il Costa Gaia. C'è anche il primo cambio per il CUS. Sta per entrare in campo Bargione, maglia numero 17. Esce Schiavo. Alla fine la rimessa è effettivamente per il Costa Gaia. Un po' di discussioni per questa rimessa, ma alla fine dovrebbe essere, sì, rimessa per la squadra ospite. Con la battuta in avanti, il colpo di testa da parte di Fiorentino. Poi altro pallone scodellato, la sponda per il movimento di Pisciotta. Pisciotta se la porta sul sinistro, ma si trova la strada sbarrata. Allora attenzione alla ripartenza del CUS con Bargione. Palla lungolinea a cercare Viviano. Viviano portato all'uscita dall'intervento, dal solito intervento di Pizzito. Davanti il portiere, siccome si inizia invece di tirare come un capo, si è dovuto fermare perché deve esplodere. C'è la battuta di Piccione, prolunga Nobile, poi prova ad arrivare corso ben anticipato. Allora attenzione a D'Amico, poi Bargione ancora D'Amico in profondità. Viviano non può arrivare. Zanghi con la scivolata, Cubi prova ad andare, Cubi la palla sul sinistro, ha cercato Viviano in area di rigore. Viviano la piazza, la palla sul palo e poi Cubi per il 2-1, la doppietta da parte di Cubi con il CUS che aveva inizialmente segnato, ma l'arbitro non ha convalidato il gol, almeno così sembra. Qui l'arbitro non ha convalidato il gol quando inizialmente il segnale sembrava inequivocabile da parte sua. E si riparte dal fondo, o meglio si riparte da un calcio di punizione. Una scelta che sta facendo discutere. Non di poco, Qui intanto il direttore di gara va a discutere con la panchina del CUS, probabilmente per spiegare l'annullamento del gol, o meglio la non assegnazione a questo punto, perché inizialmente lo aveva convalidato. E dunque si riparte con un calcio di punizione a favore del Costa Gaia, che dunque schiva un grosso problema, perché aveva subito
la rete del 2-1 da parte ancora di Kubi. Questa volta, a differenza della grande gol dell'1-1, aveva dovuto semplicemente appoggiare in rete a porta vuota dopo il palo colpito da Viviano. Intanto Corso non la tiene, Zanghi appoggia, Kubi fronte alla porta, tocca per Viviano, non riesce alla combinazione. Colpo di testa da parte di Gaiano, poi Nobile riesce a farla passare e c'è il lancio di Corso all'indirizzo di Pisciotta, poi Cangemi resiste ad una carica, ancora Cangemi fermato in fallo laterale dall'intervento di Cimarelli. Fallo laterale che verrà battuto da Nobile, che sta per sbucare nella nostra inquadratura. Ci avviciniamo alla metà del secondo tempo che ha già dato diversi motivi per farsi guardare. Sicuramente il gol prima dato e poi tolto a Kubi è un episodio da segnalare. Palla lunga verso l'area di rigore, il colpo di testa di Fiorentino, poi Cangemi calcia al volo e la palla si perde fuori. Non c'è stata deviazione, quindi riparte Lo Galbo dal fondo. Il rilancio dal fondo di Lo Galbo, colpo di testa di Accardo dalle parti di Mistretta, che allunga la falcata. Mistretta, serie di finte contro Basile, poi prova il cross, il controllo di Cangemi, poi D'Amico allontana la minaccia. Qui Corso svirgola, la palla ancora buona per Genco. D'Amico, controllo di Paradiso che poi calcia via. Ancora D'Amico, prova a passare in mezzo a due, ci riesce. D'Amico, il dribbling che però non va. Anche Gaiano perde palla, allora Corso. Pisciotta va sul fondo, Pisciotta inseguito. Poi il cross, Zanghi non riesce a gestirla. Allora Accardo, Mistretta sul fondo numero 13, inseguito da Basile, ora anche da Kubi, che qui lo sbilancia, l'arbitro lascia giocare, allora Kubi può andare in velocità, sempre Kubi trattenuto, c'è il fallo e calcio di punizione per il Cus, è giallo per Corso. Fallo tattico da parte del numero 14, che ricorda è entrato il 13esimo al posto di Guarino, che a sua volta aveva sostituito Vaccaro. La battuta di Basile, colpo di testa da parte di Genco. Kubi, mentre Genco è rimasto a terra. Deve fare attenzione il Costagaglia, perché non ha più cambi, almeno non di movimento. In panchina c'è soltanto Lo Duca, almeno da distinta, avendo il numero 12 teoricamente sarebbe il secondo portiere. Non credo che mister Lomonaco eventualmente lo rischierebbe, questa sarebbe una grossa tegola. Andare, una volta una dei pop e ti andare. Ma poi Sciara. Sì, 40 anni fa. Si è rialzato Genco con la palla che viene restituita al Cus.
riparte con un fallo laterale per Basile. Kubi, Zanghi, il tocco per Gaiano che di prima la gira in avanti, non trova però compagni. Zanghi lotta a centrocampo, Accardo alla meglio. Mistretta, Vivona anticipato, poi Zanghi lotta. Zanghi resiste, subisce anche fallo. Qui D'Amico perde una brutta palla, innescando la ripartenza del Costa Gaia, per bravo Fiorentino a opporsi. Vivona con una mano secondo l'arbitro. Punizione per il Cus, arbitro che deve rettificare. Punto di battuta. Poi Zanghi la lancia lunga verso Bargione, colpo di testa di Paradiso. Arriva per primo Pisciotta e guadagna un buon fallo laterale. Palla girata in avanti, poi attenzione qui a Fiorentino che deve liberarsi del pallone. Alla fine Mistretta lo costringe a rifugiarsi in fallo laterale. Mistretta, ancora Mistretta, la palla per Corso che si gira dall'altra parte. Corso in profondità, la chiusura, poi tentativo ribattuto. Allora cerca di ripartire il Cus in velocità, un 3 contro 4 per la squadra di casa, con Vivano che attende l'arrivo di Bargione, lo serve in profondità, corre Bargione, lo chiude Pizzitola. Bargione costretto a rifugiarsi alla bandierina, Pizzitola lo ferma, la palla esce prima dell'intervento del numero 6 avversario. Dunque rimessa Costa Gaia, c'è la chiusura sul Nobile che rimane giù. La rimessa dovrebbe essere per il Cus, così è infatti, ma prima ci sarà il cambio per la squadra di casa con l'uscita di Zanghi. Ingresso in campo maglia numero 14 per Cricchio. Dentro Cricchio, secondo cambio del Cus che ha già mandato in campo Bargione al posto di Schiavo. D'Amico, il dribbling di troppo, allora attenzione al tentativo dall'altra parte con la corsa di Mistretta che anticipa Basile. Avanza Mistretta, incespica sul terreno di gioco, allora Basile lo ferma e guadagna anche il fallo laterale. C'è ancora una ventina di minuti per le speranze delle due squadre di non andare a chiudere in parità. Pareggio che servirebbe a poco a entrambi, in particolare al Cus, che così facendo non andrebbe a scavalcare il Costa Gaia, visto che attualmente ha un punto in meno di tutta la squadra di Mister Lo Monaco. Sarebbe tra l'altro il secondo pareggio casalingo consecutivo, visto che nell'ultimo turno giocato tra le mura amiche il Cus ha pareggiato per 2-2 contro l'Accademia Trapani. Qui intanto Corso calcia male, anticipato Cricchio, arriva D'Amico, sempre elegante nella gestione del pallone, ancora D'Amico che avanza, deviazione. L'arbitro alla fine concede il calcio di punizione, non si è concretizzato il vantaggio per il Cus. Punizione per D'Amico dunque, 28-10. La battuta di D'Amico verso il cuore dell'area di rigore, esce benissimo Piccione, fa sua la palla.
rinvia subito perché c'è spazio per Pisciotta. Pisciotta però rimontato molto bene da Tarantino, che legge la situazione e allontana. Il tocco ancora per Tarantino, intercettato da Pisciotta, poi recupera Gagliani. Corso, servizio centrale, la chiusura da parte di Fiorentino per Tarantino. Passaggio stoppato, allora Pisciotta con il lancio, chiude bene Cimarelli, ma ancora attacco vivo per il Costagaglia, però Cangemi sbaglia. Ritrova però il pallone, il numero 9 della squadra ospite che prova ad andare via. Cangemi evita l'intervento di Tarantino, scarica su Nobile che però sbaglia. Allora prova a ripartire il Cus con Cricchio che avanza, palla al piede, lo rincorre, lo rimonta Nobile. Poi ancora però Cricchio, palla in avanti, deviazione da parte di Pizzitola e alla fine evita il calcio d'angolo, almeno così sembrava. Il portiere Piccione, che poi alla fine la palla è riuscita a trattenerla dentro il terreno di gioco. Un po' di confusione. Attenzione qui intanto alla ripartenza, chiude tutto Fiorentino, ma ancora Costagaglia in possesso con Mistretta. Lo scarico per l'avanzata di Accardo, chiuso molto bene da Cimarelli, che guadagna calcio d'angolo, chiedeva un fallo. Qui il numero 5 non è stato accontentato. Allora, tiro dalla bandierina numero 6 a un quarto d'ora dalla fine per il Costagaglia. La battuta verso il cuore dell'area, allontanata, poi ancora un intervento sul tiro di Cangemi. Intanto occhio alla ripartenza con il servizio sbagliato da parte di Bargione. Si lotta in mezzo al campo, attenzione a Pisciotta che può andare in ripartenza su di lui Fiorentino che lo chiude in calcio d'angolo. Gran chiusura qui di Fiorentino, ma fase della partita in cui il Cus forse sta iniziando un po' a risentire della stanchezza, perché ha giocato a grande intensità, a grande ritmo praticamente da metà del primo tempo, e adesso il Costagaglia cerca di rifarsi vivo. Tra altre cose è pronto il cambio di Foresta, mentre c'è il settimo calcio d'angolo in favore del Costagaglia. C'è il calcio d'angolo, Accardo sul pallone, spiova in aria, colpo di testa sopra la traversa e ad un passo dal gol il Costagaglia. Mentre entra Foresta, esce D'Amico. Battute in avanti, il tocco da parte di Genco, poi passa in mezzo a due avversari Vivona. Battuta in avanti, rimessa per il Costagaglia. La battuta di Accardo, poi spalla alla porta, non riesce la gestione del pallone a Vivona. Corso fermato, allora Cubi può cercare di riaccendersi, palla in avanti, troppo forte per Viviano che fa fatica a gestirla.
Gaiano, fermato regolarmente secondo l'arbitro, è rimasto anche a terra. E per la palla arriva direttamente dalle parti di Lo Galbo. Battuta lunga del numero 1 del CUS verso Viviano, accerchiato da 3 giocatori avversari. Uno di questi è Genco che gli la porta via, ma attenzione a Kubi, area di rigore, Viviano, il dribbling ancora, Viviano fermato ancora da Pizzitola. Pizzitola, uno dei migliori in campo di questo incontro. Qui ancora palla lunga, Viviano in fuorigioco, non arriva comunque sul pallone. Allora attenzione alla ripartenza di Pisciotta che prova a prendere campo. Pisciotta, cambio di gioco dall'altra parte, chiude tutto Cimarelli, sempre molto attento anche lui. In generale molto bene i difensori centrali oggi da entrambe le parti. C'è la trattenuta su Bargione, forse l'arbitro lascia giocare. Poi l'anticipo ancora di Pisciotta, Nobile, Paradiso in avanti a cercare ancora Pisciotta, la sponda col destro. Poi la chiusura su Cimarelli, Viviano prova ad arrivare ma era in fuorigioco. A bandierina. La battuta da parte di Genco. Attenzione a Cangemi che ha controllato. Cangemi, il tocco poi di Pisciotta con l'anticipo da parte di Kubi. Poi a cardo di testa, occhio all'avanzata di Mistretta che mette al centro il pallone, sempre puntuale, sempre attento Cimarelli che poi mette in fallo laterale. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti di partita, ancora equilibrio qui al CUS. Non ho capito bene cosa era. C'è la battuta intanto con la chiusura della difesa del CUS. Cimarelli mette fuori, poi spazza Basile dalle parti di Viviano che perde da solo in mezzo a 3 maglie gialle, prova a lottare comunque e costringe Pizzitola a mettere in calcio d'angolo. Fallo laterale ovviamente, un calcio d'angolo un po' lontani alla bandierina, detto oggettivamente. Rimessa per Basile, colpo di testa da parte di Genco, poi ancora il terzino del CUS che innesca Bargione, fermato. Qui la lotta a centrocampo favorisce Foresta che guadagna calcio di punizione. È proprio l'ultimo subentrato in casa CUS a battere la punizione. Basile perde palla. Corso per la corsa di Pisciotta. Avanza Pisciotta, si è aperto Cangemi, si è aperto dall'altra parte Mistretta. Mistretta taglia, cerca Cangemi, viene chiuso, poi serie di rimpalli al limite dell'area del CUS. Avvantaggia Foresta. Kubi resiste ad una carica, poi lo scambio con Cricchio, ancora Kubi fermato regolarmente da Paradiso che può addirittura ripartire palla al piede, lancio in profondità, cercato Pisciotta che tiene il pallone in campo. Pisciotta cerca il cambio di gioco, c'è Accardo ma c'è soprattutto Bargione a toccare di testa. Accardo, dribbling su Bargione, la palla messa al centro, troppo lunga per tutti, allora Pisciotta la deve rincorrere, riesce ad appoggiare su Cangemi, triangolo che si chiude ma c'è la chiusura di Fiorentino che si prende anche il doppio 5 da Tarantino. Situazione pericolosissima questa, mentre il CUS sta per mandare in campo lo Monaco. Prima c'è il fallo laterale con Nobile che cerca Pisciotta. Pisciotta entra in area, viene chiuso. Corso cerca la girata. Ancora pallone buono per l'attacco del Costagaia con Accardo che entra in area. E Cimarelli ancora in angolo. Numero 8 per il Costagaia.
no. 10 minuti. 10. La battuta verso l'area di rigore, l'uscita di Lo Calvo addirittura la blocca, ma può cercare subito di innescare i compagni con lancio troppo lungo per Viviano. Allora da un portiere all'altro, con Piccione che ha messo in movimento Genco. Lancio a cercare Mistretta, chiuso da Basile, fallo laterale, arriva adesso il cambio. Monaco che prende il posto di Tarantino. La battuta con le mani di Genco, la sponda di Pisciotta ancora per il suo capitano che viene fermato da Foresta. E comunque altro fallo laterale per il Costagaia che attacca Pisciotta. Pisciotta, serie di finte, viene chiuso da Gagliano, poi Bargione. Bargione la perde però, allora Mistretta all'1 contro 1. Mistretta va sul fondo, ancora Mistretta, Bargione lo chiude, poi va giù e l'arbitro fischia. Punizione in suo favore, ultimi 5 più recupero. Battuta lunga. Poi Mistretta per il Costagaia. Cerca di lanciare Accardo, ci riesce. Accardo con il controllo, tocca con la mano. Rimbalzo sfavorevole per lui. Battuta in avanti, Gagliano esce dal fuorigioco, può lanciare per Cricchio che viene però anticipato. Foresta di testa, Lo Monaco scambia con lui, poi spazza Foresta, colpo di testa di Paradiso, potrebbe diventare buono per Cricchio ma esce al confine dell'area di rigore Piccione. Cubi, poi bene Bargione, Foresta ancora in profondità, altro errore e sarà rinvio per Piccione. Rinvia Piccione, palla cade dalle parti di Cricchio, poi Corso. Lo Monaco al contrasto con Pisciotta, dimentica il pallone, poi lo ritrova, cerca Viviano che è inesauribile. Viviano va al contrasto con Pizzitola, guadagna calcio d'angolo. La battuta Bargione, all'improvviso il Cus si porta in avanti con questo corner con 6 uomini del Cus in area di rigore. Bargione prende la rincorsa, mette sul primo palo, la palla rimane lì e non ci arriva nessuno. La palla che si spegne direttamente sul fondo, occasione potenziale per il Cus per arrivare al gol. Si poteva giocare, anche perché era un campo in terra battuta, si poteva giocare, però l'arbitro ha detto che non La battuta di Piccione, il colpo di testa di Mistretta, poi anticipo su Cangemi. L'arbitro fischia contro.
C'è calcio di punizione. Basile, quando mancano 90 secondi al 90esimo, batte male Basile che scivola. E l'arbitro credo che abbia fischiato controfallo perché Basile ha toccato la palla con entrambi i piedi in fase di battuta e da regolamento la punizione passa agli avversari. Fondamentalmente un controfallo con la battuta. Voto qui Basile che ha rischiato anche qualcosa. La palla viene messa fuori, Basile è rimasta a terra. Richiamata la panchina del CUS. A terra Basile. Ricordo che il CUS ha ancora a disposizione Manfred, mentre come detto dall'altra parte in panchina c'è il solo Loduca che è il secondo portiere. Vedremo intanto quali saranno le condizioni di Basile, soprattutto questo quanto influirà sulla segnazione del recupero. Si rialza Basile. Non ho visto il direttore di gara che segnalazione ha dato per il recupero. Dovrebbero essere 4 i minuti. Con la palla scodellata dal direttore di gara. E Basile che ottiene il benestare dall'arbitro per rientrare in campo proprio mentre il Costagaglia si accinge a battere un fallo laterale. 3 minuti e mezzo da giocare se la segnalazione è corretta. Senza cambi. Ormai con Covid danno solo Rimessa per Genco che è stato costretto a portarsi in posizione di terzino al rientro delle squadre dagli spogliatoi. Qui intanto Pizzito la mette in fallo laterale. Allora può provare l'assalto il CUS con Basile che rimette in gioco con le mani. Palla che arriva in area verso Viviano, anticipato da Genco che poi spazza via. Basile la gira, però trova l'intervento di Vivona e poi non riesce a tenere il pallone in campo mistretta. Altra rimessa nella metà campo avversaria per il CUS, ultimi secondi di questa partita, circa un minuto ancora da giocare. Contrasto regolare su Viviano intanto, poi recupera Basile. Cubi non riesce a perfezionare il recupero, forse subisce anche un contatto falloso e altro intervento richiesto da parte della panchina del CUS.
direttore di gara che fa segno che recupererà tutto. Ma è poi tutto un po'. Prima un po' e poi boh. Io lo dico a me. Tu lo dici a tutti i loro. Ah sì, questo me l'ha fatto. Oh, ori. Tanto ancora capannello attorno a Cubi. Siamo fermi da circa un minuto. Sì, va bene. No, 1000 Ora ascolta. Non c'è nessuno, anzi, esci tu perché non c'è nessuno. Perché scusami, se c'è una pennella perché comunque mettono un lo sai Riprende il gioco, Cubi è fuori. Siamo già allo scadere del quinto minuto di recupero, probabilmente un minuto ancora si giocherà. Intanto fallo su Bargione e occhio a questo piazzato per il Cus, molto molto interessante. Sul pallone c'è Viviano col sinistro. Può calciare verso la porta, ovviamente. Il numero 9 col fischio dell'arbitro. Viviano sopra la traversa. Potrebbe essere questa una delle ultime occasioni della partita. Sinceramente non sento niente, camminamente. Hai visto che ha incrociato come si chiama? Ha incrociato il bilaterale. L'arbitro invita Costagaglia a rimettere in gioco il pallone. Già 7 minuti e mezzo dopo anzi 6 minuti e mezzo dopo il 45esimo. Arriva lo Monaco, Cricchio. Viviano si gira, c'è l'avanzata di Lo Monaco, il pallone è per lui. Lo Monaco 1 contro 1, Lo Monaco perde il rimpallo. E poi la palla allontanata, Pisciotta prova ad avanzare, poi per l'arbitro basta così, finisce 1-1 la sfida tra Cus Palermo e Costagaglia del CAM, tutto nel primo tempo. Prima l'autogol di Schiavo per il Cus, poi il pareggio bellissimo da parte di QB. Grazie a chi ci ha seguito, appuntamento sempre con